Bentornati e bentrovati a Storie. Durante questa prima parte di questa stagione abbiamo raccontato in maniera approfondita e in maniera anche molto dettagliata quello che era il sentire della poesia e del mondo greco. L'abbiamo fatto per tanti motivi. Primo perché spesso e volentieri quando queste cose si affrontano nel liceo classico non c'è tempo di soffermarci in maniera così puntuale. Si dicono tante cose, ma spesso non si ha la possibilità di entrare in contatto con ogni singolo autore, che invece è un'occasione unica. Chi ha potuto seguire le puntate di questi mesi probabilmente ha potuto immergersi in realtà che non conosceva. Ma c'è un secondo motivo. Il secondo motivo è dato dal fatto che la poesia nel mondo greco, la poesia nella cultura occidentale, ricordiamoci che il mondo greco è il primo fenomeno culturale autentico dell'Occidente, di quello che poi sarà l'Occidente. La poesia del mondo greco ha un valore tutto particolare, ha la capacità di eternizzare. Il poeta eternizza, il poeta è il seguace delle muse e con le sue parole è capace di portare eternità laddove ci sarebbe soltanto caducità. Ed è questa una delle chiavi di letture più imponenti del mondo greco. In un momento in cui tutto sembrava condannato a essere effimero, l'epoca arcaica era un'epoca di grandi violenze, di grandi guerre, prima violenze e guerre fra città perché c'erano re diversi, poi quando la monarchia viene abbattuta, violente guerre all'interno delle città perché tra le eterie, tra i tiosi, tra le varie famiglie si creano delle rivalità asprissime che portano a delle ripicche violente senza precedenti. Ecco, dentro tutto questo mare di violenza, perché mare di violenza è la parola più corretta per definire quest'epoca, si fa strada il desiderio di qualcosa che porti bellezza, di qualcosa che porti eternità. Ed è vero che quindi da queste liti nasceranno tante fughe e da queste fughe nasceranno tante città perché tante famiglie in fuga se ne andranno e fonderanno città, città a oriente, nella Ionia, città a occidente, nella Magna Grecia, quindi città nell'attuale Asia Minore e città nell'attuale Italia meridionale. È vero che il mondo greco diventerà un mondo molto più vasto di quello che abbiamo imparato a conoscere agli inizi di questo nostro perimetro storico, eppure questo mondo greco sentirà il bisogno e la nostalgia di una bellezza, sentirà il bisogno di una nostalgia di qualcosa che eternizzi. La poesia, lo scrivere in versi, come scrivevano Omero, come scriveva Esiodo, come scrivevano i grandi autori della lirica che abbiamo visto in questi mesi, come scrivevano anche i filosofi, che spesso i primi filosofi scrivevano in versi, la poesia aveva il compito di produrre musica, una musica capace di generare eternità, una musica capace di generare bellezza, una musica capace di portare il desiderio dell'uomo al di là del contingente, per portarlo verso qualcosa di grande, di ampio, di vero e di autentico. La grande stagione della poesia si conclude e con essa si può dire che si conclude una parte importante del percorso di storie. Adesso la nostra nave va verso altri porti, va verso i porti della prosa, la prosa che comincia a muovere i primi passi dopo essere stata timidamente accennata da Esiodo, adesso diventa qualcosa di importante, di imponente, diventerà la prosa il modo con cui molti scrittori si esprimono, il modo con cui molti filosofi raccontano il proprio pensiero. La prosa diventerà il modo con cui la letteratura subirà una vera e propria svolta, all'interno di un'epoca di grandi svolte, perché siamo in un secolo, ripeto, il sesto, dove il nemico esterno si fa avanti. I greci stanno per essere invasi dai persiani e quindi tanta storia, tanta letteratura, tanta filosofia nelle prossime puntate di Storie per capire ancora di più insieme la civiltà occidentale.